Arli Barli Show è un collettivo di artisti che lavorano sul territorio vicentino e non solo, creando spettacoli straordinari tra musica, cabaret, magia e burlesque. A capeggiarli una vicentina doc, Katy Page. Io sono Katy Pertegato, però la maggior parte magari della gente mi conosce con il mio stage name, che è Katy Page, in onore della mitica Betty Page. Urli Burli è un gruppo di artisti che ho voluto riunire in questo collettivo. Sono artisti legati da diverse arti performative. Abbiamo chi si esibisce come burlesque performer, abbiamo i musicisti, abbiamo il mago, abbiamo le presentatrici, abbiamo un sacco di donne che sono anche mamme. E la cosa che ci accomuna di più è quella di voler portare sul palco non solo la nostra bravura, le nostre abilità sceniche e artistiche, ma anche una concezione di spettacolo che fa vedere anche il lato più umano del burlesque, soprattutto dove non è importante come si è fuori, perché nessuno è perfetto, ma l'importante è quello che vuoi trasmettere da dentro. I show sono cuciti ad hoc a seconda di quello che viene richiesto dalla serata, per cui in base anche a quello che sono i desideri del pubblico o di chi ci commissiona lo spettacolo, noi presentiamo diverse proposte. Sostanzialmente abbiamo di genere, soprattutto per ciò che riguarda il mondo femminile, che spesso è etichettato in base a quello che i media e la società in generale richiede ad una donna, quindi un certo canone di forme, un certo comportamento, e noi abbiamo questa missione appunto che è quella di smantellare questi pregiudizi. In quest'ultimo periodo il collettivo Arli Barli ha deciso di prendere a braccetto il calendario del Vicenza Pride e di supportare i valori che il Vicenza Pride vuole portare anche a Vicenza sul palco, sotto forma di una serie di eventi chiamati That's Burlesque. Il That's Burlesque è organizzato in un'associazione culturale a Tiene, allo Urban di Tiene, ogni ultima domenica del mese, e in una formula di aperishow, perché pensiamo che nel territorio vicentino deve essere accompagnato lo spettacolo con del buon cibo e del buon vino, e abbiamo chiesto a delle cantine locali appunto di supportarci con i loro prodotti. E attraverso questi eventi vogliamo appunto sposare un po' la causa che è del Vicenza Pride, soprattutto per ciò che riguarda la lotta alle discriminazioni, e portare sul palco le storie di donne e anche di uomini, perché ci sono anche i boylesque, che vogliono mettersi a nudo e mettersi in gioco, cercando di rivalutare l'immagine dell'artista che fa questo tipo di performance e l'immagine del corpo, perché la prima cosa che dobbiamo fare è piacere a noi stessi, e questo ci dà la libertà di amare anche gli altri.